Noi già nella prima legge di bilancio abbiamo fatto investimenti importanti attivando nuovi investimenti per più di 300 milioni di euro. In più devo dire che a seguito del drammatico maltempo che ha colpito la nostra regione, lo scorso anno abbiamo stanziato insieme al governo più di 350 milioni di euro per gli interventi di risanamento ambientale che comportano ovviamente anche un'attivazione importante di tutta la nostra realtà imprenditoriale. Tengo a sottolineare che l'obiettivo di settembre, che era di impegnare il 70% delle risorse di quest'anno, siamo riusciti a centrarlo, anzi abbiamo impegnato il 98% con 156 milioni di euro che sono sul territorio di questa regione, su questo territorio della montagna, quindi penso che gli impegni sono stati importanti. Inoltre stiamo attivando nuove misure, penso al bonus bellezza, che è ovviamente una fase sperimentale e quindi di test, che però ci auguriamo possa trovare riscontro per andarlo a finanziare nei prossimi anni, e quindi un investimento che coinvolge anche tutto il privato.